Prego. Partiamo dal modo in cui ha affrontato questa partita con il posizionamento di Guerrieri. Sì, noi già domenica avevamo giocato con questo modulo perché ritengo che nelle prime 4-5 partite avevamo un po' di difficoltà e allora per ora abbiamo optato per questo modulo qui, mettendo davanti alla difesa un giocatore di interdizione più che un giocatore di costruzione, indipendentemente dalla partita contro il Siena. E ho continuato anche con la partita con il Siena di andare avanti per questa strada, insomma. Mister, ma una buona prestazione, ma è più amareggiato per il pareggio arrivato all'ultimo o per l'espulsione di Mazzuoli, visto che aveva trovato, diciamo, un'ottima quadratura della difesa? Sì, no, sicuramente è un buon pareggio. Sono amareggiato per l'espulsione perché magari perdo un giocatore per alcune partite. Poi l'amaro in bocca per la vittoria sfiorata alla fine sicuramente, però devo essere anche onesto, insomma, il Siena credo che abbia meritato ampiamente il pareggio. Insomma, è soddisfatto di questa Pianese che oggi ha dato veramente con i suoi ragazzi anche più del 100%? Sì, no, di quello sono ampiamente soddisfatto perché avevo chiesto questo ai ragazzi anche in settimana. Quindi quando una squadra gioca al 100% come abbiamo giocato noi di fronte a una grande squadra che io ritengo che sia quella che si lotterà alla fine del campionato, penso che abbiamo dimostrato che possiamo lottare con tutte le squadre se giochiamo con questa intensità però. Senta, al di là del fatto del terreno di gioco, sintetico, cioè, ho la sensazione, visto da dove ero io, le sensazioni, che forse anche il campo un po' più stretto rispetto a... Sì, questo può aver favorito una certa intensità difensiva della Pianese? Sì, il campo sicuramente rispetto a Siena o anche altre realtà è un pochino più piccolo, perché credo che questo sia il 60%, vero? Questo non era. È chiaro che il nostro campo, diciamo, un po' ci agevola, questo sicuramente rispetto a altre squadre che non sono abituate. Anche se quest'anno devo dire, per ora non è che è andata così bene perché abbiamo fatto 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria, quindi l'anno scorso eravamo partiti con un altro molto meglio. Insomma. Quali sono le ambizioni della sua squadra da qui alla fine del campionato? La mia squadra ora come ora deve pensare con la testa a una squadra che si deve salvare, perché il campionato è molto difficile e quindi noi dobbiamo giocare tutte le partite con l'intensità che abbiamo giocato oggi, pensando di fare i risultati per rimanere in categoria. Quanto ha influito, mister, una cornice di pubblico così intensa sul rendimento dei propri giocatori? Insomma, sono scesi in campo senza timore riverenziale ma con tanta voglia di farsi vedere. Sì, sicuramente fa piacere vedere una cornice del pubblico del genere, perché insomma non è facile vedere da noi, poi te sei presente, hanno magari 200 persone. È chiaro che magari fa sentire il Siena in questo caso sempre in casa, perché insomma essere incitati dal primo all'ultimo minuto sicuramente per noi fa molto piacere. Senta, mister Moggia ha avuto modo di dire che forse restando al campionato rispetto a quello dell'anno scorso è più equilibrato. Pensa di essere d'accordo? Sì, penso che ha ragione, perché è un campionato, come ho detto in settimana, molto livellato e sicuramente anche in alto, insomma c'è una buona qualità. Anche se ritengo, ma c'è il mister qui davanti, che il Siena, ma non perché c'è il mister qui davanti, però credo che sia una squadra che possa vincere il campionato. Poi gli faccio complimenti qui davanti. Bene, bene.
parlare tu, ma Prego. noi siamo sempre più vecchi del mondo. Sì.